Dallo stadio comunale Salvatore Favazza di Terrasini va in scena la 23esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, Partinico-Audace contro 90-011 Bagheria. Il Partinico-Audace per garantirsi un posto importante in ottica playoff, mentre il 90-011 vuole allontanarsi dalla zona calda dei playout occupata dal Montelepre e prendere le distanze. Due squadre che per motivi diversi non hanno avuto sempre il proprio pubblico a disposizione, che quindi hanno fame, vogliono fare bene. Il Partinico Dace ha già perso troppo terreno, mentre il 90-011 sa bene che non può continuare a non fare punti in trasferta. Primi secondi di grande intensità in cui le due squadre hanno fatto capire le loro intenzioni in campo, ma alla prima occasione c'era il Partinico Audace con l'acrobazia fantastica di Lavardera che trova la risposta straordinaria di Faraone. E dallo stesso calcio d'angolo conquistato da Lavardera lui stesso va a battere un pallone a spiovere che viene respinto sulla linea. I giocatori del Partinico chiedono il gol, per l'arbitro non c'è nulla e dal ribaltamento di fronte arriva il gol del Bagheria con Fontana. Fontana, la sterzata a sinistra! Antonino Fontana! E avanti il Bagheria, 90-011! Ma la gioia nerazzurra dura poco più di 20 minuti perché poi sale in cattedra Peppe Iezzi e il Partinico Audace guadagna un calcio di rigore. Lo stesso Fontana commette fallo su Di Mercurio in area di rigore e l'arbitro indica il dischetto sul quale si presenterà Lavardera. Ma Lavardera nuovamente vede una splendida risposta di Giorgio Faraone in stato di grazia che con la mano sinistra va a deviare il pallone sul palo e sulla ribattuta però arriva Peppe Macaluso più rapido di tutti in spaccata a trovare il gol dell'1-1, proprio lui che è andato a sostituire il bomber Mistretta. Nel secondo tempo il Bagheria continua ad attaccare perché non si vuole accontentare di un punto, così come il Partinico Audace che cerca di ribaltare il risultato ancora con Macaluso. Dalla distanza ci prova anche la compagine di Tarantino con il sinistro sotto l'incrocio di Romano e la risposta da applausi di Polizzi. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo poi, il gol lo vanno a trovare proprio gli ospiti. Dalla bandierina c'è Scalisi che va morbido, sponda di testa da parte di Romeo e la zampata sotto porta vincente di Gianluca Raia. Trova il gol del 2-1 per il Bagheria! È il suo primo stagionale! Con la fascia da capitano! Riporta avanti la formazione di Sandro Tarantino! E la partita finisce qui. Il risultato finale vede il Bagheria 90-011 trionfare su un campo difficilissimo.